Nell'immobilità della vita dei pastori e nel paesaggio sembra che la storia dell'isola non sia ancora incominciata. Fuori della storia si situano i nuraghi, costruzioni di pietre a forma di tronco di cono, e attorno la solitudine di un paesaggio spoglio lasciato al pascolo brado. I nuraghi, che risalgono al secondo millennio a.C., erano abitazioni fortezze delle varie tribù. Gli antichi abitanti della Sardegna non riuscirono mai a stabilire dei durevoli rapporti di convivenza tra loro. La vita era limitata al villaggio e dentro il villaggio a quella del clan e all'interno del clan alla vita del gruppo familiare. La loro casa, il nuraghe, non era tanto una dimora quanto un riparo, un rifugio di fronte ai nemici e alle intemperie. Il nuraghe può essere assunto come il simbolo della vita del pastore sardo di oggi. Una vita trascorsa nella solitudine della campagna e in condizioni difficili di lavoro. Il suo isolamento e l'arretratezza del suo lavoro rappresentano oggi un problema concreto che deve essere risolto urgentemente. Il fattore che ha determinato la fisionomia dell'economia e della società sarda è infatti la pastorizia. 2,5 milioni di pecore pascolano su 2/3 della superficie agraria e forestale dell'isola. Circa 50.000 famiglie vivono dell'allevamento degli ovini. I sistemi di conduzione rimangono tuttavia primitivi e inadeguati. I pascoli non coltivati con metodi moderni ma lasciati allo stato brado richiedono enormi distese di terreno. Minimo è il guadagno. Allo scarso profitto economico si accompagna la durezza della vita del pastore. Egli è costretto difatti a spostarsi per quasi tutto l'anno da un pascolo all'altro. La sua esistenza si svolge in campagna, sui monti, negli ovili, lontano dai luoghi abitati. Datemi messo più avanti. A Tiesi, un paese della parte nord-occidentale della Sardegna, un bambino, figlio di un pastore, è sceso in paese per la provvista necessaria al padre in campagna. Il pane, assieme alla ricotta e al formaggio, sono gli alimenti base del pastore. Mentre le donne rimangono a casa, i figli sono infatti strettamente associati fin dall'infanzia al lavoro del padre. La famiglia pastorale si presenta come una unità di lavoro. I figli aiutano il padre nella sorveglianza delle pecore e fanno, per quanto è possibile, da collegamento fra i paesi e i pascoli dove stanziano i greggi. Dove stai andando? A portare la provvista a mio padre. Come? A portare la provvista a mio padre. Vai a scuola? Sì, Che classe fai? la quarta. Non importa che parli così forte, parla più piano. E fai anche il pastore, vero? Sì, E quando studi? la mattina quando me ne sto dal letto. E quando è che guardi le pecore? Quando sono in campagna. Ma di giorno, il pomeriggio, la mattina? Il giorno e la sera pure. Anche di notte? Sì, qualche volta. Dopo le scuole elementari, cosa farai? Se Bob me le lascia fare faccio le medie. E quelli che non studiano cosa sono per te? Asini. C'è molto tempo per arrivare al gregge? Sì, ma bisogna scendere dalla macchina e andare a piedi. Anche questo pastorello, come la maggioranza dei figli dei pastori, sente la necessità di modificare la sua vita. Il desiderio di imparare rappresenta già una novità rispetto alla condizione generale di analfabetismo o di semi-analfabetismo dei pastori sardi. Oggi i padri si sentono incalzati da un nuovo mondo, spesso avvertito attraverso un figlio che vuole studiare. Siamo già arrivati a Sodoma. Cosa hai detto? Siamo arrivati alla casa. E chi è questa gente? Stanno sulla televisione. E le amiche mi chiedono. Cosa è l'idea? Buongiorno, scusi, possiamo farle qualche domanda? Come lo credo? Quali sono le difficoltà della pastorizia oggi? Le difficoltà della pastorizia sono prima di tutto le brutte annate, dopo sono i pascoli che vogliono pagati e la custodia maggiormente. All'interno della Sardegna si trova un tipo di pastorizia ancora più primitivo, la pastorizia transumante. Nel corso dell'anno i pastori alternano le zone temperate delle pianure con le residenze montane.
L'inverno li conduce nei pascoli della pianura. In primavera, d'estate, fino all'autunno inoltrato, sostano sui monti. Scusi, di dov'è lei? Di Ovodda, paesetto della provincia di Nuoro. Da quanto tempo manca da casa? Dai primi di dicembre. Cioè, quanti mesi? E sarebbe adesso siamo in marzo, faccia il conto, già 4 mesi. E quanto tempo sarà ancora fuori? Fino a maggio. Come? Fino a maggio. Mi dica, sente molto la lontananza della famiglia? E che si sente, senz'altro. E qui lei sta molto solo? Certo che bisogna stare solo, e cosa vuol fare? Siamo di fuori, e dove dobbiamo andare? Tocca stare in campagna, nell'uvile. Sono cari i pascoli qua? Hanno il prezzo suo già, che ci fanno pagare. E quanto costano? Comunque a ettaro si paga su 15.000, comunque può allevare 3 pecore, una cosa del genere. Come pagate? Pagate in cambiali? Qui siccome siamo di fuori, sa, e ci fanno firmare sempre le cambiali, e se non paghiamo poi ce ne protestano. Quanto guadagna lei in un anno? Dalle volte anche niente, sa, dalle volte torniamo a carro vuoto in montagna, secondo l'annata, qualche cosettina, non la giornata, non ci viene mai pagata la giornata a noi. L'alto prezzo dei pascoli, la minaccia delle cambiali, la sproporzione che corre tra i grossi sacrifici e gli scarsi e incerti guadagni, le speranze sempre affidate alla clemenza del tempo, che in pochi giorni può distruggere le fatiche e le attese di un intero anno, questi sono i problemi della pastorizia sarda. La situazione difficile in cui essa versa richiede l'adozione di metodi di conduzione moderni. Durante i mesi in cui gli uomini sono lontani, dietro al gregge, nei paesi dei pastori restano soltanto i vecchi, le donne e i bambini piccoli. A Fonni, in una famiglia di pastori. Gli obiettivi che il piano di rinascita si propone nel settore della pastorizia. Scusi signora, quanti figli ha lei? 7. Ma qui ce ne sono 6 soltanto. Uno è fuori a Sassari. E che fa a Sassari? Studia. E che cosa studia? Dove studia? Studia nell'istituto d'arte in seconda superiore. Ma suo marito dove si trova ora? A Campidano. Col gregge? Sì. Da quanto tempo manca da casa? 3 mesi o 4. Quindi lei è quella che ha tutte le responsabilità della casa? Certo, certo. Anche quelle fuori di casa? Sì. Cioè? Quello che intendono svolgere l'attività della casa quando il marito è fuori. Cioè andare in esattoria, in comune? Sì, tutto con il comune, con l'esattoria. La lontananza degli uomini ha costretto la donna sarda ad assumere un ruolo particolare. La moglie del pastore ha infatti la massima autorità nella direzione della famiglia e nell'educazione dei figli. Nella famiglia si concentrano tutte le sue attenzioni e le sue cure, con un atteggiamento di chiusura nei confronti degli altri. Si riscontra così nella famiglia del pastore la stessa chiusura e diffidenza che si è riscontrato nell'esistenza dell'uomo. In questo isolamento si spiega il perdurare del costume tradizionale e di usanze che fissano le manifestazioni della vita in forme che sembrano immutabili. Oliena, un paese nel centro dell'isola, conserva ancora oggi alcune delle manifestazioni tradizionali sarde, come i costumi e le danze. Guardi com'è bello questo fazzoletto, questo è tutto ricamato a mano in casa. Signora,
Permette una domanda. Chi è che comanda in casa? In casa comandiamo tutti e due, io e mio marito. Più che comanda sono io con i bambini e con le figlie. Signore, anche se ha un figlio così grande, lei continua a comandarlo. Il figlio più grande è anche laureato e con affari di scuola non mi interesso perché sono affari suoi, però con affari di famiglia lui non fa nulla senza il mio permesso. E i soldi chi li tiene in casa? I soldi io e mio marito, anzi più io che mio marito. Ma quando suo figlio ha bisogno di soldi, li deve chiedere a lei? Sì, quando glielo danno lo stipendio me lo dà a me e quando le fa bisogno per pagare la macchina, se me lo chiede, glielo do. Scusi, come mai si fa comandare da sua madre? Non è che mi faccia comandare da mia madre, è che io ho molto rispetto di mia madre e quindi, insomma, non posso io disobbedire, ci ha educate così, ecco, quindi non posso io disobbedire e fare tutto di testa mia. Ma la fidanzata, se la sceglie lei o sua madre? Questa me la scelgo io, ma in genere, quando mi è capitato, ho chiesto un parere, gliel'ho chiesto il parere. Scusi signora, in casa chi comanda, il marito o la moglie? La moglie. E perché? Che è San Mere. Ah, perché è la padrona? Sì. Beh, allora chi amministra i quattrini, la cassa? La moglie. La moglie? Sì. E il marito? Io sono andata a traballare. Lui deve andare a lavorare? Sì. E poi, quando va a lavorare? Sono andata a batisuinare e me lo dà da la moglie. Ho capito, porta i quattrini a casa e li dà alla moglie, così? Sì. E chi educa i figli? Chi ha la responsabilità dei figli? Sa mamma. Sempre la madre? Sì. Caso babbo non è sempre chi vieste che sta in campagna e traballando, e sa mamma è sempre in domo e tocca da essa dello sponde di su buon cammino. Ho capito. Cioè che il babbo sta in campagna e della traballando e prolevo battere su un mandi qua sul figlio. Ho capito. Sa mamma è sto obbligata a dare attenzione e a educare. Di tutto. Allora la padrona dei propri è lei, insomma, sì. È proprio chi comanda. Sa mere soveo. La donna è dunque la massima autorità della famiglia del pastore. Questo tipo di famiglia ha come ideale l'autosufficienza. La provvista, formaggio, carne di pecora e di agnello, grano, è apprestata e gelosamente custodita dalla donna al fine di provvedere al sostentamento di tutti. Il pane viene cotto in casa, in forme particolari e con poco lievito, e si conserva a lungo come gallette. Si chiama carta da musica e fa parte della provvista che l'uomo porta con sé nei pascoli durante i lunghi periodi di isolamento. Come ti chiami? Orto Carmelo, A che ora incominci a suonare? alle 2, E a che ora finisci? alle 6, E quanto prendi al giorno? 500. Al di là della tradizione e del costume, esiste una Sardegna di fatiche e di lavoro aperta naturalmente verso il futuro. A questa Sardegna si rivolge appunto il piano di rinascita, una realtà che si può incontrare anche in una casa di pastori in riva al mare. Bevete qualcosa? Sì, grazie. Cosa fa lei di mestiere? Prendi i bicchieri, il pastore. E la signora rimane a casa? Sì. A fare le faccende di casa. E i figli studiano o Studiano. lavorano? Lavorano e vanno a scuola. Signora, mi descriva la giornata della sua famiglia. Ci alziamo verso le 5 la mattina e poi il bambino grande con mio marito munge le pecore, e l'altro dà da mangiare alle vacche, poi si preparano, io gli faccio la colazione e i più piccoli vanno a scuola, viene un'auto da scuola e li prego fuori. Il piccolo viene verso le 2, mangia, si cambia e poi anche lui va a pascolare le vacche qua vicino, a volte anche sulla spiaggia, a seconda della stagione, e torna col buio.